Secondo i dati Istat, nel 2050 in Veneto gli over 80 saranno 663.000, circa il 14% della popolazione totale. L'invecchiamento della popolazione è un dato in crescita che ha inevitabili risvolti socio-economici che si ripercuotono sul sistema di welfare regionale, a cui si aggiunge la difficoltà delle famiglie di reperire figure qualificate per l'assistenza domestica alle persone anziane di casa. Parte da qui il nuovo progetto di qualificazione professionale degli assistenti familiari promosso da ENAIP e finanziato dalla Regione Veneto. La Regione del Veneto si è messa in gioco con questa sperimentazione dove investiamo 1 milione di euro in corsi di formazione proprio per permettere, anche con un approccio meno tradizionale, quindi più flessibile, in modalità anche asincrona e quindi permettendo la fruibilità a tutti, di poter in qualche modo formarsi e dare allo stesso tempo quei servizi essenziali che sono dovuti ai nostri anziani. ENAIP è capofila di questo progetto che mette in rete oltre 50 attori del territorio coinvolti nella gestione delle persone anziane non autosufficienti. La responsabilità grande della formazione nazionale è quella di immaginare quali sono le competenze fondamentali che serviranno per i prossimi anni. Perché noi siamo qui come ENAIP Veneto? Perché a livello nazionale ogni anno noi facciamo circa 5 milioni di euro nell'ambito della formazione per gli assistenti familiari e quindi siamo il primo player a livello nazionale. Tenete conto che in Veneto negli ultimi 5 anni abbiamo formato quasi 3.000 persone. L'obiettivo è duplice: potenziare le competenze degli operatori di assistenza familiare e di valorizzare la professione. Il corso di formazione è anche e-learning ed è gratuito. Fino a settembre saranno 820 i partecipanti coinvolti.